Nota stampa della consigliere comunale di 5 Stelle di Agrigento Marcella Carlisi, l'oggetto relativo alla città che al momento è invasa da manifesti selvaggi relativi alla campagna pubblicitaria per le elezioni che si terranno il prossimo 4 e 5 ottobre. La consigliera comunale Carlisi, che è anche candidata a sindaco per il movimento di Grillo, afferma come la città è invasa da volantini pubblicitari, sembrano più del solito, ammassati sotto i portoni, poi si spostano a sporcare le nostre strade. Quale sarà il motivo? L'amministrazione è distratta dalla campagna elettorale, si chiede la Carlisi, manifesti distratti dalla pubblicità standard di prodotti e supermercati per essere utilizzati in una guerra di faccioni. Distrazioni anche sull'uso delle vele. Il regolamento cittadino prescrive che non ci si possa essere la sosta, ma il mezzo deve essere in continuo movimento. Invitiamo pertanto, afferma la Carlisi, i cittadini a segnalare gli abusi alla polizia comunale. Tra pochi giorni la guerra e l'enorme spesa in faccioni, che ha sicuramente risollevato almeno il settore coinvolto dalla crisi Covid, finirà e comincerà la guerra dei volantini, la copertura continua e selvaggia delle facce sugli stalli comunali. Si invita pertanto, conclude la consigliera comunale di 5 Stelle Marcella Carlisi, l'amministrazione in carica a non distrarsi e a non abbassare la guardia in città per il rispetto delle norme che anche loro hanno contribuito a creare.